Quanto riguarda il sostegno, abbiamo avuto su circa 684 posti disponibili, ne siamo riusciti a coprire con il primo turno di nomine solo sui 370, quindi praticamente poi se a questo aggiungiamo le rinunce che sono arrivate dopo la nomina, abbiamo circa 350 posti alla primaria scoperti. Sono gli alunni più fragili a pagare ancora una volta il prezzo di un sistema scolastico non sempre così efficiente. La dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Treviso ha definito la situazione sostegno alla primaria allarmante, mentre per gli altri cicli scolastici sarà, ammette, di più facile e veloce gestione. A preoccupare, oltre al numero di rinunce comunque alto, ma nella media, è anche la mancanza di personale di segreteria. Un'assenza che rischia di mandare in tilt i già delicati passaggi burocratici della gestione di fondi PON e PNRR. Il problema delle segreterie è quello che ci preme maggiormente in questo momento, perché una scuola va avanti anche grazie al personale amministrativo, oltre che docente. Nuovi dirigenti sono stati messi in ruolo in queste ore, sono una decina in tutta la provincia, le reggenze vacanti. Sul fronte dei costi contro il caro scuola, gli studenti medi del Veneto hanno portato anche a Treviso la loro protesta allo slogan "Non me lo posso permettere". Si aggirano però tra i 1.300 euro fino, se ci aggiungiamo le spese anche esterne ma collegate alla scuola, anche a migliaia di euro. Un'estate in cui si è passato a parlare di scontrini, dei 2 euro per il taglio dei toast, dei caffè a 3,50 euro sui social e ovunque anche in televisione. Appunto abbiamo deciso di utilizzare il modello dello scontrino per presentare un conto al governo e far capire anche che la scuola in questo momento non ce la possiamo permettere.